o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Com'è il tempo? No, fermi tutti. Lo sappiamo noi com'è il tempo a Leopoli, visto che siamo a 3 chilometri dal confine. È un cielo bellissimo, sarebbe un peccato che una burrasca, però può succedere. Ciao Vitto. E salutiamo anche Gaz. Ciao Gaz. E Bacione. viva la... Sono infame! Vittorio, devi fare quella foto, siamo tutte curiose. Scatta quella foto, amore. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente De Luca, la stronza della Meloni. Zitta. Io per esempio mi classifico come primo degli anormali. Anzi, li potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del Duce. È oggettivo. I nostri valori da mantenere. C'è la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Ma adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera, bentornati su Radio Libertà con i Barbari Eleganti. Qui con voi c'è sempre Gazzi insieme ai vostri Marco Rubeo. Buonasera a tutti. E il buon Vittorio Le Donne. Buonasera! Ancora vivi, aggiungi Ancora questa vivi. cosa. Io sono orgoglioso di questi due ragazzi, non perché fanno questa trasmissione che secondo me ogni lunedì dovrebbe essere censurata, chiusa, Certo. Finita, però devo dire che loro sono appena tornati da un viaggio molto interessante. Lì io potrei sentirmi a casa. Ti avevamo invitato, ma non sei voluto venire. Avete ragione. Diciamo un po' però, Gaz, la tua aurea in tutta Cisnau era presente, era forte. Eri con noi. Vittorio ha anche cambiato orientamento dopo che è tornato. No, rimango sempre, sì, come direbbe Spagna, video strano sessuale. Abbiamo visto certe foto con certe bandierine, insomma, con certe falci unite a certi martelli. Esatto, perché questi 2, 3, in realtà il terzo non c'è come al solito perché ci pacca, però questi 3 ragazzi sono andati in Transnistria. Quanti di voi conoscono la Transnistria e soprattutto quanti di voi ci sono stati in Transnistria? Penso che se a quanti conoscono sia una percentuale bassissima, chi sono stati... Una selezione bella tosta questa. E come è stato questo viaggio? Allora, cugino, visto che tu eri il più presente di noi in Transnistria, comincia tu. Ma guarda, è stato un viaggio, dai, bello. Dai, dillo bello. Che non c'eri, su, ma non c'ero, ma meno male. È voluto venire in Moldavia, Chisinau, ma non in Transnistria. Non sei andato a Chisinau? No, per problemi ovviamente tecnici, cioè non avevo il passaporto. Non ha voluto farsi il passaporto perché non voleva venire. Dai, pazzesco, diciamolo, cugino. Pazzesco. Ti sei rifiutato come Gaz. Che vergogna. Che vergogna. Allora, potevi rimanere in qualche carcere di Chisinau, almeno... Ci hai provato, Gaz, a farci... Peccato. Pensavo fosse andato anche lui. Invece... No, alla fine lui non è voluto venire. Siamo andati in Transnistria, io, ovviamente Scogna, che era quello che guidava la macchina, il signor Talebano, ospite qualche volta di questa trasmissione, e la signorina Lucrezia, che salutiamo, una grande amica di Vittorio e con cui probabilmente faremo altri viaggi in altre repubbliche autonome, separatiste, non riconosciute. Allora, innanzitutto perché abbiamo voluto fare questo viaggio? Per la nostra perversione, per il nostro fetish nei confronti del brutto. Che poi alla fine una volta lì, perché noi non è brutto, aspetta, contestualizziamo. Noi, allora, innanzitutto la Transnistria è una repubblica autonoma separatista che de jure fa parte della Moldavia, de facto è una repubblica, è un paese a sé stante, non riconosciuto dalla comunità internazionale. Diciamolo, alla fine è uno stato fantoccio governato dalla Russia, da madrepatria, che non c'è nulla di male in questo,
non c'è assolutamente nulla di male. Non Allora, vedo difetti. perché ho detto fetish del brutto? Perché noi, pensando alla Transnistria, questo territorio che lo presentano sempre come un posto che è rimasto fermo all'Unione Sovietica, la immaginavamo tutta con palazzoni brutalisti, il grigiume. In realtà, anche complice il fatto che abbiamo trovato una bellissima giornata di sole, l'abbiamo trovata, questa Transnistria, questo territorio, alla fine abbiamo visitato le città di Bender e la capitale Tiraspol, esteticamente molto più graziosa rispetto alla capitale moldova, Chisinau. Cugino. Ma, innanzitutto dalle foto che avete fatto e dei video che avete fatto vedere, per nulla un paese per nulla comunista, per quello che vogliono farsi passare, insomma, i transnistriani, cioè avete trovato lì Lay's, Pringles, tutti i marchi occidentali. I marchi occidentali li trovi, però comunque ci sono i militari russi al confine con i Kalashnikov, insomma. Sì, bene, non fa magari un paese totalitario, ma non per questo un paese comunista, quindi sono abbastanza fake. Ma chi l'ha detto? E lo utilizzano per attirare i turisti, ecco. È folklore sovietico, ma mica deve esserci il comunismo, Gazza. Assolutamente. Guarda che Gazzola potrebbe andare lì e probabilmente avere un'erezione a vedere la bandiera con la falce e martello. No, ma per carità, penso che la Transnistria sia un paese uno stato, anche se non riconosciuto, comunque uno stato da visitare. Però vorrei far notare, cioè comunque una cosa importante, vogliamo dirlo, che in tutti i 3 giorni che siamo stati tra Moldavia e voi in Transnistria non c'è mai stato una vera sensazione di pericolo. Bravo, era quello che volevo dire. Sia in Moldavia, ma soprattutto in Transnistria, non ci siamo mai sentiti in pericolo. Ma perché? Perché quando tu giri per le strade di Milano o ormai tutte le altre capitali europee, ti imbatti sempre in Maranza, in personaggi. Adesso non è che dobbiamo fare che dobbiamo fare un discorso di colore della pelle, però comunque di dubbia provenienza, che sarà anche un nostro preconcetto, complici anche i dati del Ministero dell'Interno sulla microcriminalità, non ti fanno sentire al sicuro. Quando all'1 di notte ti ritrovi in stazione centrale e ti sembra di essere a Baghdad, onestamente non ti senti al sicuro. Dateci dei razzisti, ma è così. Quanti Maranza hai visto a Cisna, cugino? Lo stesso numero di Maranza che ho visto in Transnistria. Zero. Quante persone di dubbia provenienza abbiamo trovato in Moldavia e quante persone di dubbia provenienza abbiamo trovato noi che siamo andati anche in Transnistria? Zero. Non c'era una cartaccia per terra, non c'era la sporcizia, non c'era inciviltà. Tutti coloro a cui chiedevamo informazioni ci rispondevano in maniera gentile perché sapevano che non potevamo avere scopi criminali, perché criminalità percepita è praticamente zero. Signori, mi dispiace dirlo, ma io in Transnistria, nella sovietica, nella putiniana Transnistria, nonostante i militari con il Kalashnikov, mi sono sentito al sicuro. Il terzo mondo non è quello. Il terzo mondo lo viviamo qua. Assolutamente vero. Certo, non dateci dei filoputiniani, no, quello la è solo cosa, lui. La stessa cosa, voi due lo siete, cosa, Mi sono ricreduto perché io ho sempre pensato che il modello occidentale fosse inattaccabile. Devo dire che la democrazia ha tutti questi problemi che si porta dietro, la criminalità, il fatto che se arresti uno che ti deruba, il giorno dopo è subito fuori, è subito scarcerato, mentre lì immagino che non te lo puoi segnare. È una cosa che succede in tutta l'Est Europa, ecco. E vi sorprenderò, ma anche in Marocco. Ecco. Perché adesso io non voglio cioè, ci stai dicendo in Marocco non ci sono i Maranza? In Marocco è capitato per esperienza personale, gli stessi marocchini ti dicono che da te, quindi il tuo paese in Italia, c'è tutta la feccia, no? E tu effettivamente poi giri per, non so, Marrakesh da solo, sei più sicuro a girare da solo che a girare a Milano, quindi è la stessa sensazione che abbiamo avuto noi. C'è un problema che abbiamo noi in Italia. Sei ufficialmente sotto una dittatura, europee. È un paese che a cui l'ONU sconsiglia vivamente di andarci, in cui se vai sul sito della Farnesina del Ministero degli Esteri ti sconsigliano vivamente di andarci. Ma è meno pericoloso di Milano.
in ogni caso. È quello che stavo per dire io. Ti sconsigliano di andarci perché sul sito del Ministero degli Esteri c'è scritto che non è un paese sicuro da andarci in quanto italiani non ci siamo. Io veramente poche volte, io ho viaggiato principalmente in Europa, quindi più o meno le grandi capitali europee le ho viste più o meno tutte, raramente mi sono sentito così al sicuro come mi sono sentito in Transnistria, perché lì vige il principio che se non ti comporti male non ti succede nulla. Se invece vai lì per fare il coglione, cosa che effettivamente io e Scogna abbiamo fatto, ma nessuno ci ha detto. Cioè, infatti sì, mi sorprende che nessuno dei due sia stato arrestato, ecco, le possibilità erano alte. Potevano arrestare Però Marco, siete ma non riusciti a Scogna. portare invece un bel regalo per Gaz. Ovvio, Gaz, secondo te non ti portavamo un bel souvenir? Pensierino. Un bel pensierino? Vi ringrazio, però prima vorrei Non è una bambola gonfiabile. visto che la fiducia nei vostri confronti certe No, volte no, tentenna, Gaz. però. Allora, togliti un attimo le cuffie, perché è una cosa che devi provare a indossare. Gaz, Già lì. abbiamo un bel cimelio per chi sta vedendo un video e per chi sta vedendo la puntata in video, un bel cimelio sovietico. E ora Quindi sono arruolato. sei ufficialmente arruolato quello eri già nella da Repubblica della Transnistria. Vabbè, io parto allora. Tu parti, Vado puoi subito. puoi partire. Ti Bello. diamo poi un po' di rubli transnistriani. Molto bello, devo dire che top, anche perché tra Fallo vedere, poco... mostralo. Sì, ma sto qua adesso... Beh, è un bel cappello un bel verde cappello con verde, uno stemma con la falce e il martello. Esatto. Tra l'altro il 9 maggio c'è il giorno della vittoria, si festeggerà. Abbiamo una chiamata. Buonasera. Buon pomeriggio e buon lavoro. Sono Buon pomeriggio. Mimmo e vi chiamo da Napoli. Bentornato Mimmo. Mi fa piacere interloquire un attimo con voi. Vi pongo un problema che sembra fuori dal tempo, ma è di un'importanza unica. Sì. Relativamente alla Ius Soli nello sport. Beh, diciamo in linea con quello di cui stavamo parlando. Ho visto la partita Germania e praticamente c'era mezza squadra tedesca che non aveva nulla a che fare con essere cittadino tedesco. Non erano cittadini, non conoscevano manco l'inno che cantavano, perché è uno di origine marocchina, uno di origine... E da questa cosa, almeno da 30 anni, in tutta Europa, tutte le nazionali hanno una marea di gente che non è nata, non è cittadino della Germania, della Francia, del Belgio, ma appena i loro genitori arrivano nel paese, in quella nazione, la Spagna, Sì. tutte le nazioni europee, Sì. diventano cittadini di quella nazione. Noi con lo Ius Soli non abbiamo questa opportunità e questi ragazzi crescono fuori dalla realtà, pur essendo nati o addirittura sono arrivati qua e devono aspettare una vita per avere la cittadinanza. Nello sport, se trasmetti questa cosa, hai l'handicap, non fai 2 mondiali, ragazzi che nascono oggi, può darsi che io mi auguro di no, non vedono manco il terzo, perché siamo diventati piccoli in uno spazio piccolo. Cioè, quindi lei sostiene che vorrebbe lo Ius Soli in Italia in modo che i calciatori che nascono qui, che sono immigrati di seconda generazione, possano giocare nella nazionale, giusto? Un ultimo esempio ve lo faccio. Quando i due Jamal e Nico Williams venivano, i genitori sono venuti dal Marocco, hanno fatto tutto il Centro Africa. Stavamo giusto parlando del Marocco. Si sono chiesti dove andare, se in Spagna o in Italia. No, in Spagna ci fanno subito cittadini spagnoli. In Italia, se ci va bene, devono fare 18 anni. Ecco, va bene. Il provincialismo nostro, questo chiamarci europei e invece siamo cafoni in casa nostra. E allora questa roba qui, quando si smetterà? Le nuove generazioni di dove andranno? A 18 anni farà la richiesta. Io poi aspetto una risposta. Va bene, grazie. Allora, noi adesso dobbiamo... Grazie Grazie. Noi adesso dobbiamo andare con la prima canzone. Molto brevemente dico che lo sport, la nazionale, non è un buon motivo per regalare la cittadinanza subito. Io Insomma. dico che a 18 anni uno può fare benissimo la richiesta di cittadinanza, allo stesso tempo, secondo me, in generale, non solo in Italia, ma anche altre nazionali,
hanno cercato sempre più di naturalizzare piuttosto che di valorizzare gli italiani, già che magari giocano anche nelle serie minori, ma che meriterebbero invece di avere più opportunità nazionali rispetto ad altri giocatori che vengono spesso convocati. Breve come fa il procuratore, già fa il procuratore. Benissimo, andiamo con la prima canzone, David Bowie con Diamond Dogs. As they pull you out of the oxygen tent, you ask for the latest party. With your silicone hump and your tan-in stump, dressed like a freak shows, dog grinding streaky walls, crawling down the alley on your hands and knees. I'm sure you're not protected for it, strange to see. The diamond dogs are poachers and they hide behind trees. Plunging to the ground, they were mannequins with killer pills. I keep a friend serene. Baby, come on. Oh, baby, come on to me. Rest is complete and gone. Come out of the garden, baby. You catch your death in the fall. Young girl, they call them the Diamond Dogs. Young girl, they call them the Diamond Dogs. That Halloween Jack is a real cool cat, and he lives on top of Manhattan Chase. The elevator's broke, so he slides down the road onto the street too. Oh, toxic old man go. Meet his little hussy with his ghost town approach. Her face is sad, feet up, she wears a diet brooch. Sweetly reminiscent, something mother used to be. Wrecked up in paradise, diamond dogs with sable eyes. I keep a friend serene. Oh baby, come on to me. That's just complete and gone. Come out of the garden, baby. You got your death in the fog. Young girl, they call them the Diamond Dogs. Young girl, they call them the Diamond Dogs. Call them the Diamond Dogs. Call them the Diamond Dogs. Rieccoci in radio. I barbari onda. eleganti in versione filo sovietica, filo russa. No, vabbè, Mi allora hanno regalato un bellissimo esatto. cimelio. Che fai vedere come si indossa, che l'avevi il fatto problema è vedere. che non è piccolo. Cioè, Vabbè, ti non è metti che- delle forcine. Sì, no, lo così fai lo stare. tieni qua, beh, però l'importante è che si vede la bellissima stella che c'è davanti. Allora, una precisazione, prima che qualcuno si venga a lamentare, ovviamente non la redazione che ci fa sempre i complimenti, anzi ringraziamo la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma, prima che qualcuno ci possa accusare di essere filoputiniani o qualcosa del genere, a parte Gaz che l'ha sempre rivendicato con orgoglio. Non ho rivendicato niente di tutto ciò. Noi però. non è che adesso diciamo che quel modello è migliore di quello occidentale, però facciamo vedere che sotto un aspetto in particolare, quello della sicurezza, bisogna dire che non per forza uno Stato filosovietico, dove lo Stato pone più controllo, sicuramente c'è un maggiore senso di sicurezza. Poi se ci venite a dire Stato corrotto, Stato di qua, Stato di là, io sono anche d'accordo, però da liberale non faccio altro che constatare una realtà che ho visto.
Ma allora, fammi dire una cosa, mi dispiace davvero per Davide, lui è un libertario, assolutamente un filo occidentale, si ritrova un figlio che ormai è diventato un piccolo comunista Mio padre con Rolex. non era molto contento. Ma infatti, quando mi hanno fatto il timbro sul passaporto a Chisinau, l'ho fatto la foto, l'ho mandata a mio padre e ha detto: avrei preferito che il primo timbro sul passaporto fosse quello degli Stati Uniti. Però, e io ho detto, vabbè, d'altronde. E quindi mi dispiace davvero per Davide, sai io quanto voglio bene a Davide, quando so che sia un mio fan sfegatato. Tranne quando fai lo strano sessuale. Io non ti apprezzo molto, però vabbè. E poi fammi dire un'altra cosa, bisogna fare un attacco al signor Luca Scognamiglio, un senza palle che ha fatto il filo sovietico per tutta la vacanza, ha fatto il simpaticone con le battute sul comunismo, poi quando c'era la maglietta di Putin, no, non può starla, oppure quando c'era, poi lo racconteremo, i poliziotti alla porta, dammi la felpa perché c'è la maglia di Putin, dammi la felpa. Ecco, poi dei poliziotti lo racconteremo dopo. Abbiamo una chiamata. Buonasera. Pronto? Sì. Mi senti? Ok. Sì, buonasera. Ciao, sono Roberto. Buonasera Roberto. Chiamo dalle Canarie. Ah, beh, beato lei. Volevo fare una considerazione, sì, perché siamo internazionali, quindi non c'è problema. Allora, una considerazione, il tizio che ha telefonato prima, Sì. l'ascoltatore che ha telefonato prima su Ius Soli, quel suo pensiero lo possiamo annoverare tra le mani cazzate dell'anno. Ecco, basta. Finito il pensiero, ciao. Grazie. Devo dire che sono d'accordo con lei, però ovviamente rispettiamo il pensiero dell'ascoltatore, il nostro adorato Mimmo da Napoli che ha già chiamato altre volte, però vabbè, su questo siamo d'accordo con lei abbastanza. Mimmo non ce ne voglia, ma direi che il calcio non è un buon motivo per mettersi a regalare cittadinanze. Comunque, cugino, no, cos'è che dicevi dei poliziotti moldavi? Sì, perché allora, dato che stava andando tutto troppo bene, però diciamolo in breve che tutto troppo bene, molto per le lunghe. io e la mia amica Lucrezia e il signor Scogna siamo rimasti bloccati in camera. Probabilmente è stato Gazzola che avrà pagato qualche moldavo per tenerci bloccato lì. Sta di fatto che chiamiamo il pronto intervento invece di arrivare il fabbro, esatto, arrivano polizia, pompieri. E il signor Scogna, dato che stava appunto è arrivata la polizia, era tutto impanicato. No, dammi la felpa perché aveva sulla maglietta di Putin. Quindi talmente senza palle da doversi coprire, è andato in Transnistria senza quella maglia che non credo gli avrebbero detto qualcosa, certo. Vedendo il mood, certo. Quindi comunque questo sta di fatto che il signor Scognamiglio senza palle che dinanzi alle autorità moldave non ha avuto le palle di mostrarsi con la maglietta di Putin. Gaz, tu l'avresti fatto oppure ti saresti coperto anche tu? No, vabbè, ma lui non indossa magliette. Io non indosso magliette. Solo dolce vita. Esatto. Per carità, poi sono gusti, però avrei evitato in generale. Diciamo che ha fatto bene a non mostrare la maglietta alle autorità moldave. Penso che abbia fatto bene, perché non si sa mai che poi magari ti trovi un permaloso alla vittoria. Ma a proposito, abbiamo l'audio di Scogna, vogliamo andare? Ce l'abbiamo su WhatsApp, se lo possiamo mandare con l'audio di Scogna. Bene, vai regia. Buonasera a tutti, siamo di ritorno da un bellissimo viaggio transnistriano. Ecco. Siamo andati a vedere quello che la propaganda occidentale non ci racconta. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un posto bello, pulito, sicuro, dove un certo count di persone è rimasto a zero. E quindi che dire, andate tutti a visitare la moderna e tranquilla Transnistria. Bene, abbiamo visto anche che le previsioni meteorologiche quel giorno in cui eravamo lì erano anche abbastanza belle, quindi Vittorio è rimasto, seppur non è venuto con noi, è rimasto abbastanza tranquillo. Detto ciò, fatemi parlare di due piccole questioni velocissime. Una, Papa Francesco si è affacciato al pubblico per la prima volta dopo un paio di mesi, siamo tutti felici che stia meglio. Lasciatemi dire una cosa ai complottisti che dicono che quello non è Papa Francesco. Raga, ma basta, ma non siete stanchi
di dire no, non è vero, non ce lo dicono su ogni cosa. Ma basta. Ma siete ridicoli, basta. Seconda questione, non so se seguite una certa pagina chiamata The Giornalai, dove fanno un format chiamato il libro sospeso, dove portano a un esponente politico il libro di una persona che tendenzialmente sta al loro posto. Ecco, questo video è stato fatto con tantissimi politici di destra e di sinistra e tutti hanno partecipato perché è una cosa divertente. Certo. Ecco, hanno provato a proporre questo format con l'eurodeputata Ilaria Salis. Com'è finita? È finita con insulti, è finita con Ilaria Salis che non ha detto mezza parola a questo ragazzo di The Giornalai che veniva insultato e attaccato dai suoi sostenitori. Insomma, si dimostra la teoria di Silvio Berlusconi, ovvero non sapete nemmeno scherzare. Buona serata a tutti. Giusto, perché Gazza, cosa è successo? I The Giornalai che hanno questa rubrica, appunto, il libro sbagliato si chiama, che vanno dai vari esponenti politici di destra e di sinistra e gli portano un libro, cioè li portano da commentare, da dedicare un libro che però non è il loro, non è quello che stanno presentando. L'hanno fatto portando il libro di Renzi a Calenda, l'hanno fatto portando il libro di De Luca a Zaia, tutti sono stati al gioco, tranne la Salis, che in realtà la Salis è semplicemente rimasta zitta, ha preferito ha guardato il libro di Vannacci schifata dicendo oddio, no, non l'ha neanche voluto commentare. Il suo staff e tutta la gente che era intorno a lei, che era andata lì per farsi autografare e dedicare il nuovo libro della Salis, era letteralmente impanicata e infuriata, non sapeva cosa dire. È stata una bellissima scena, io ringrazio il Giornalai perché ogni volta che esce un loro video 2 risate uno se le fa e ti rallegra la giornata. Io l'ho visto stamattina questo video, sì. No? E il primo pensiero che mi è venuto in mente è la scena di Berlusconi quando va da Santoro e appunto. con gli appunti spolvera la sedia di Travaglio, si siede tutto compiaciuto e dice non sapete nemmeno scherzare. Ecco, l'ho visto benissimo il presidente in quella situazione lì, che dire, veramente non sa scherzare, non sa stare al gioco. Oltretutto quello che loro gliel'hanno detto, hanno detto è un gioco, lo facciamo con tutti, e tutti hanno iniziato i fascisti, guarda. Sì, lei è stata in carcere in Ungheria. Lei è stata in carcere, poteva anche restarci in carcere, è quello che viene da potrebbe anche rispondere. starci anche qua in Italia in carcere, visto le tante occupazioni che ha fatto, però ahimè è stata qualcuno l'ha eletta, un partito scandaloso, perché ricordiamo che lì c'era anche Abubakar Sumaoro. I nostri quindi amici verdi i nostri sinistra, amici di AVS, però, che salutiamo e abbracciamo. non li saluto perché gli togli il saluto, gli tolgo il saluto come perché Beatrice così con come Dante. loro si offendono con i Giornalai, noi ci offendiamo con loro. No, noi siamo superiori. Assolutamente, si scherza. Comunque, che dire, è stata una bellissima scena che rende l'idea un attimo di... La dice lunga sulle persone che circondano la Salis e sulla stessa Salis, no? Che dire, imbarazzanti, no, Vitto? Cioè è strano perché il grandissimo Ronald Reagan invece dice che i comunisti avevano un grandissimo senso dello humor. Evidentemente la Salis non ha preso dal signor Gorbaciov, che aveva anche riso sulle famose barzellette di Reagan sul comunismo. È peccato perché comunque fanno un bel lavoro, sono sempre divertenti i loro video e diciamolo chiaramente, cioè gli avrebbe dato anche un'immagine migliore, perché di solito l'immagine della Salis che siede è quella della faccia quasi indemoniata che si vede ogni tanto anche abbastanza snob, come tutte le radical chic, diciamolo. Gli avrebbe fatto comodo, anche gli avrebbe dato un bel boost d'immagine, stare al gioco e divertirsi, comunque fare due battute come ha fatto Calenda. Invece è impossibile, non si può scendere, abbassarsi al livello probabilmente Vannacci, su cui almeno il sottoscritto condivide poco se non pochissimo a livello ideologico, secondo me invece avrebbe fatto una figura migliore, perché lui la sua forza proprio fatto, mi pare col libro della Schlein aveva reagito bene.
Cioè la sua Come forza è proprio a livello comunicativo e quella anche di saper stare a gioco, come ha dimostrato tante volte. Benissimo, Esatto. cugino, vuoi annunciare la seconda canzone? Ovviamente i grandissimi Led Zeppelin con Good Times, Bad Times. To be a man. Now I've reached that age, I've tried to do all those things the best I can. No matter how I try, I find my way through the same old jam. Good times, bad times, you know I've had my share. When my woman left home for a brown-eyed man, but I still don't seem to care. 16, I fell in love with a girl as sweet as could be. It only took a couple of days before she was rid of me. She swore that she would be all mine, love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Oh, good times, bad times, you know I've had my share. When my woman left home for a brown man, but I still don't seem to care. Good times, bad times, you know I've had my share. When my woman left home for a brown-eyed man, but I still don't seem to care. I know what it means to be alone. I sure do wish I was at home. I don't care what the neighbors say. I'm gonna love you each and every day. You can feel the beat within my heart. Realize, sweet babe, we ain't never gonna part. Rieccoci qua su Radio Libertà. Dopo con queste i Led Zeppelin. I Led Zeppelin con Good Times, Bad Times. Dopo questa parentesi lunga del nostro viaggio in Transnistria, che non potevamo non raccontare, direi di tornare a fare i Barba Eleganti, con grande gioia di Gaz che non vedeva l'ora di tornare a occuparci di notizie poco serie e poco seri. Mi trattengo sul poco seri. Dopo la carota che abbiamo dato a Gaza dell'inneggiamento all'Unione Sovietica, ora dobbiamo dargli il bastone e costringerlo a commentare le notizie che a lui piacciono tanto. Terrore sull'aereo, mi hanno seguito i discepoli di Satana, volo costretto a rientrare. Giuro che non ho seguito nessuno. Cugino, pensa quando abbiamo preso il nostro bellissimo volo Wizz Air da Milano Malpensa, detto anche Silvio Berlusconi International Airport, diretto a Chisinau, fosse successa una roba del genere. Il volo dell'America Airlines è stato costretto a rientrare a Savannah dopo che un passeggero ha perso il controllo, urlando frasi che hanno generato il terrore fra gli altri passeggeri e ingoiando i grani di un rosario. Cugino. Questi è palesemente una persona disturbata, una malata religiosa. Sì. Perché solamente se sei un malato puoi credere che cos'è che ha detto il popolo di Satana, i discepoli di Satana. I discepoli di Satana mi seguono, mi stanno seguendo. Cioè, ma tu pensa, perdere l'aereo e tutti gli impegni che avevi in quel momento, che avevi programmato per settimane o magari mesi, perché una deficiente si immagina che dei discepoli di Satana la stiano inseguendo.
come minimo è da corcare di botte, Ma perché no, dai, ma è una reazione giusta, ma no, come minimo una inneggiamento persona alla violenza, ma una dai, ci persona dobbiamo sensata, dissociare una da deficiente del genere come minimo la mena, dai, ma è la reazione è il minimo, cioè è il minimo. Oltretutto, cioè, non so dove era diretto l'aeroporto. Miami, dalla Ecco, Georgia alla Florida. oltretutto sai, in una bellissima città come Miami, che è tutta bella a parte per l'infestazione di ratti, mi sarei incazzato, cioè potevo essere a South Beach, invece sono ritornato a casa perché una demente si inventa i discepoli di Satana che le inseguono e si mangia i grani del rosario. Delange Augustin si chiama. Augustin, stando a quanto riferito al Daily Mail, ha cominciato a sbattere i piedi, urlare e tremare, tanto che il personale a bordo ha inizialmente pensato a una crisi epilettica. Poi però questa persona ha aggredito un membro dell'equipaggio colpendolo con un calcio al petto. Vedi, era da menare. Era da menare, vedi, non è bisogna... aggressiva. Cugino, ma come sei aggressivo, come sei violento Ma oggi. lei che è violenta, dai, ha colpito pure un poveraccio che sta facendo il suo lavoro. Insieme a questa persona di 31 anni si trovava la sorella, Medina Augustin, spiegando che lei che si stavano recando ad Haiti per sfuggire ad attacchi religiosi di natura spirituale. Dai, ma sono dei... Cioè, se proprio vogliamo hai presente il film mezzo horror It Follows, dove ci sono quelli perseguitati che in realtà era tutto una metafora dell'AIDS, che comunque si sentivano, cioè c'era questi qua che quando avevano dei rapporti con qualcuno gli veniva passato questo inseguimento da questi spiriti terribili che se riuscivano a prendere è il motivo per cui bisognerebbe eliminare i precetti, gli insegnamenti religiosi nella società, perché poi ti arrivano certi spostati, ma non puoi fare di tutta l'erba un certi fascio, spostati che credono che i discepoli di Satana, se fossi stato io a trovarmi in quella situazione, cioè che potevo essere tranquillamente e godermi le dorate spiagge di South Beach a Miami, Florida, invece sono dovuto ritornare indietro perché questa spostata vedeva gli spiriti e i discepoli di Satana, probabilmente dopo aver fatto qualche rito voodoo, dato che stava andando da Haiti, quindi l'area geografica è quella, può andarsene beatamente a cagare. Gaz? Beh, io non vedo differenze tra questa qua e il buon Vittorio e le donne, cioè per me poteva benissimo essere la stessa persona, cioè poteva essere benissimo Vittorio che questo è grave però, finito uno dei suoi festini, sono accuse gravi, parole forti da un uomo forte, inseguito da discepoli di Satana, oh mio Dio, e faceva non dirottare l'aereo, ma proprio faceva schiantare contro qualche torre, sì, vabbè. Qui hai sbagliato ospite, di solito è il talebano che potrebbe organizzarti queste cose. Secondo me potevi essere benissimo te questo qua, assolutamente. Ragazzi, la situazione nelle scuole italiane è fuori controllo, Abbiamo quest'altra notizia che è comica nel suo essere drammatica, oppure è drammatica nel suo essere comoda, anche diciamo. Qui. Cioè, poteva benissimo essere il buon Vittorio delle donne. Proprio, è una se fosse il professore. È una notizia fatta su misura. Proprio. La classe buona che lo portano dentro in carcere. La classe è indisciplinata, il prof impazzisce e si spoglia davanti a tutti, portato via e ricoverato. Il professore, che aveva difficoltà a mantenere la disciplina in classe, si è tolto prima i pantaloni e poi le mutande. Una studentessa è uscita dall'aula per avvertire della situazione. Quante volte noi a scuola abbiamo avuto a che fare con dei professori che palesemente non erano in grado di reggere l'insegnamento, o al contrario di alunni che proprio non ce la facevano a stare fermi, a comportarsi bene? E la vecchia questione: di chi è la colpa? Del professore che non sa far mantenere ordine e disciplina, o degli studenti proprio indisciplinati? È una vecchia domanda, una vecchia questione. Per amore della divisa e del potere in generale ti dirà che colpa degli studenti. Però un comunista deve anche sapere essere rivoluzionario, quindi da parte dei più deboli, in questo caso degli studenti. È una colpa a metà. Diciamo che è una bella questione, è una questione interessante. Deve essere l'unico comunista democristiano. Vabbè, ci vuole una corrente interna anche lì, no? Quindi... Però dipende un attimo dalla situazione, dai precedenti, dal contesto, insomma.
Ci sono tanti fattori che incidono su questo. Un normale lunedì mattina di scuola si è trasformato in un momento surreale per gli studenti di un istituto tecnico in provincia di Novara. Durante una lezione di matematica, il professore ha improvvisamente iniziato a spogliarsi davanti alla classe, lasciando i ragazzi senza parole. Come riportato dal quotidiano La Prealpina, ottimo quotidiano, devo dire, io lo leggo molto spesso. No, non è vero. Hai anche l'abbonamento. Ho anche immagino. l'abbonamento, certo, all'edizione sia digitale che mi faccio spedire a casa quella cartacea. Anche su OnlyFans c'è l'abbonamento della Prealpina. Oh, l'ha tirata fuori lui però stavolta, l'ha tirato fuori lui. Non lo so, immagino. Sembra che l'uomo, appena prima del gesto, non riuscisse a mantenere la disciplina in classe. L'episodio, accaduto il 17 marzo, ha richiesto l'intervento immediato della dirigente scolastica, avvisata grazie alla prontezza di una studentessa. Il docente, un uomo di circa 40 anni, è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti. Il professore non avrebbe mai dato segni di disagio prima di quel momento, rendendo ancora più inspiegabile il suo comportamento. Saranno ora i carabinieri e i sanitari a chiarire cosa possa aver scatenato l'accaduto. Allora ragazzi, io soprattutto quando ero in prima e seconda superiore, quando in classe c'hai ancora quegli ultra ripetenti che magari hanno ripetuto 2 o 3 volte, dai Gazze, noi che abbiamo fatto istituto tecnico lo sappiamo, assolutamente, e a volte sai si creano quelle situazioni dove si inizia a fare cacciara, parte un po' la goliardia dei 15-16 anni, allora il professore, quelli magari un po' con meno polso, arrivano a dei livelli di esasperazione terrificante. Sì. È capitato molte volte che noi facessimo incazzare i professori perché eravamo lì a insomma, far casino, come si suol dire, a far casino, ma tu pensa se sei abituato a farlo almeno una volta alla settimana con quel determinato professore e a un certo punto quello non ce la fa più, prende, si spoglia nudo e inizia a correre per la classe urlando. È allucinante. Com'è il mondo? È un mondo al contrario. Ecco. Un mondo al contrario. Una cosa così non può che essere un mondo al contrario. La Salis non sarà d'accordo, però secondo me sì. Forza. Ma se non è la Salis, che era una maestra, se non sbaglio, cioè lei teneva proprio una disciplina e un rigore proprio da regime sovietico, dato che siamo in tema. Però c'è da dire una cosa, cioè sempre comunque c'è questa difesa dello studente ormai ad oltranza, lo studente non fa mai niente, ma tu a quell'età sei oggettivamente, e credo di poterlo dire con l'assoluta sicurezza di non essere smentito, una grande testa di cazzo. Sì, dai, perché diciamo. chi non ha fatto delle cazzate a quell'età? Noi eravamo tutti, dai. Cioè, ad esempio, noi in classe avevamo una volta incollato il professore, gli ha messo la colla sulla sedia, il poveraccio era oltretutto aveva dei pantaloni proprio tipo che aveva dei pezzi, erano molto strani, sai quelli pezzi sembrano pezzi di lana a strisce, ecco, che si erano staccati tutti, oltretutto il poveraccio non si cambiava, quindi è rimasto con i pantaloni pezzi distrutti per un mese, cioè si cambiava una volta al mese. Che per dire, cioè, che sei una testa di cazzo quando hai quell'età. Quindi sei una testa di cazzo, dovresti metterla un minimo a fuoco invece di esasperare i professori in aula. Quindi ci può stare che il professore, va bene, la reazione esagerata, cioè, però evidentemente è stato portato avanti dalla disperazione, se l'hanno addirittura internato. Cugino, vedete che difendi le autorità, comunque è abbastanza grave, vuol dire che la situazione è seria. Perché su questo sale il mio odio verso tutto quello che è sotto i 18 anni. No, beh sì, cioè no, ma sì. È molto grave. Tutta questa parte di trasmissione per me è molto grave. È sempre grave. È sempre grave. Ma io a prescindere. mi autodenuncio, cioè anche le cazzate che ho fatto io, ma perché eri una testa di cazzo a quell'età? Oggettivamente e lo erano sì, ma non vorrei, guarda, una volta noi in classe oltre, per non far entrare la professoressa avevamo messo i banchi uno sopra l'altro alla porta e avevamo chiuso la porta un mondo al così contrario, poi... addirittura una volta mi ricordo, poi questa qui era una sclerata, era una, sai quelli che poi cioè ci tengono a farsi prendere in giro perché poi hanno delle reazioni super esagerate dove sclerano, gli esce fuori la vena e ti incitano ancora di più a combinare queste cose, però cioè rimaniamo sempre dei coglioni, cioè sta parlando, cioè ai fatti quello avevamo 15 dubbio. anni, cioè, avevamo la giustificazione che avevamo 15 anni, però no, ma che lo foste non... ma lo eri anche tu, hai fatto la mia stessa scuola, sicuramente sarà capitato anche a te. Non è vero.
No, no. Io- Gli istituti tecnici a San Donato sono tutti bravi A parte ragazzi. che hanno fatto San Donato a Milano. Appunto. Sì, eravamo Tutti bravi ragazzi. ragazzi. Sì, sì, Va no, bene. assolutamente. Ci crediamo, ci crediamo. Assolutamente, io mi ricordo ancora quando veniva Lazza a fare autogestione ai tempi, Ecco. che non era nessuno, e poi c'era qualcuno che finiva anche in ambulanza, ma perché insomma giravano certe sostanze, eccetera. Ecco. Ahimè, Era iniziata così presto la tua carriera criminale. No, carriera criminale no. Da quello al assolutamente. traffico di esseri umani in Io- Marocco. Io mi sono sempre dissociato. Ha dovuto iniziare da qualche parte. Certo, un po' di gavetta non fa mai male. Ma andiamo nella bellissima Sabaudia. Ci siete mai stati a Sabaudia? Bellissimo posto. No, neanche io. Allora, Sabaudia provocava incendi mentre la sua associazione prendeva soldi per spegnerli. Arrestato ex carabiniere. Olè. Meraviglioso. E già lì- e già Meraviglioso. Altro che polizia moldava che per aprirci la porta ci ha chiesto una mazzetta di 40 euro. Qua, cioè, altro che... Agli arresti domiciliari con l'accusa di incendio boschivo e truffa aggravata. Reati pesanti per chi, come lui, era responsabile di un'associazione di protezione civile che il fuoco doveva domarlo anziché appiccarlo. Il tutto si svolge a Sabaudia e vede come protagonista il 70enne Enzo Cestra, ex carabiniere con un passato in consiglio comunale. Pure! Chissà per quale partito. Meglio non indagare. Va bene così, va bene così. Nei confronti del 70enne, spiegano i carabinieri, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza con riferimento ad almeno 2 incendi, divampati lo scorso 28 agosto nel comune di Sabaudia, in località Sorresca e in via degli Artiglieri, in zona boschiva. Sai, i famosi incendi che scoppiano sempre d'estate, che la maggior parte sono dolosi. Trattandosi di zone prossime al centro urbano con interessamento di aree coperte da eucalipti e querce, tutte in zone di altissimo pregio ambientale. I 2 incendi avevano investito 2 aree rispettivamente di 8.000 metri quadri e 3.000 metri quadri, procurando pericolo per l'incolumità pubblica. Quelli che fanno queste cose, con l'aggravio di essere degli ex carabinieri e di lucrare su queste cose, che pena meritano? La Grave, capitale. una pena grave. La pena capitale. Che non è la capitale che vai a vivere a Roma, allora No. quella lì è una pena, però è proprio una pena molto grave, molto grave. No, ma oltretutto, oltre ad essere un ex forza dell'ordine, era comunque legato alla protezione civile ed era un ex rappresentante delle istituzioni, quindi A la maggior gravità ragione deve È un essere violento decrescendo. Esatto. come Arcomi. Quindi assolutamente, se dovesse risultare colpevole, perché noi barbari eleganti siamo per la presunzione di innocenza fino alla fine, meriterebbe, secondo me, comunque qui dovresti aggiungere un plus alla pena per chi è un ex rappresentante delle forze dell'ordine e un ex politico, un ex consigliere comunale, quindi che ha rappresentato la cittadinanza, perché qui stai dando veramente uno spettacolo negativo che danneggia l'immagine delle 2 istituzioni in questione. E penso che non sia nemmeno incostituzionale, considerato l'articolo della Costituzione, mi pare vicino al 50 più o meno, che dice che i rappresentanti Sì, ma secondo me dovrebbe devono essere punito il doppio rispetto a un cittadino normale, però rappresentare la patria in maniera degna e decorosa. Poi l'articolo a memoria non lo ricordo, però comunque questo dice malissimo, Penso bocciato, che dopo questa bocciato, non possiamo merito chiudere la... la Tu sicuramente che ti trasmissione. sei laureato in giurisprudenza, questo articolo della Costituzione te lo Assolutamente ricordi. sì, però Ma non te forse lo è voglio, 56. non te lo voglio dire perché sennò è troppo facile. Troppo facile. No, non è il 56, vabbè. Niente. Vabbè, dai, sarà il quello- 140. 200, sì, certo, 140, certo. il 140 è quello. Vabbè, però adesso non è Vabbè, che basta. fare... Ecco qua. No, nemmeno quello. Vabbè, comunque. Dai, questo è l'articolo 52 dei coglioni che picchiano i Maranza a Milano, dai. Giusto. È giusto, Allora, anche quelli. Cugino, leggi Vabbè. te solo il titolo di questa vicenda perché la devi... è questa è perfettamente- imbarazzante. Si torna ai veri barbari eleganti. Esatto. Imbarazzante. Ho conosciuto la mia compagna, poi mi sono innamorato anche di sua madre, ora abbiamo una relazione a 3, figli, perché no? Nick Yardi, youtuber americano e creatore di contenuti per adulti su OnlyFans, ha raccontato i segreti della propria bizzarra vita sentimentale.
Nicky Hardy ha sconvolto i suoi follower pubblicando un post su Instagram in cui annunciava la gravidanza della compagna Jade e di sua madre Dani, entrambi incinta dei suoi figli. Io e mia madre daremo alla luce 2 bambini a distanza di 2 settimane, figli dello stesso uomo, ha detto Jade. Abbiamo una relazione a 3. L'indignazione dei follower nei commenti pensavano che si trattasse di uno sketch comico e goliardico, ma dietro lo scherzo c'è un fondo di verità. Non è vero che entrambi aspettano un figlio, ma abbiamo veramente una relazione a 3. Quindi forse in un futuro 2 bambini arriveranno. È una storia disgustosa, commenta qualcuno. Nonostante il coraggio dello youtuber di non nascondersi e raccontare ai suoi follower le dinamiche della relazione amorosa con le 2 donne, i commenti dei fan si sono dimostrati piuttosto ostili alla scelta di vita dello youtuber. Qualcuno ha commentato con toni del tipo: non c'è nulla di affascinante in questa storia, è semplicemente disgustosa. Qualcun altro invece con termini più soft ha espresso lo stesso concetto dicendo: questo mondo è malato. Ovviamente quella persona che ha commentato era Matteo Gazzola. Esatto. Cosa ti devo dire? Io ti bollo tutte queste notizie con un mondo al contrario perché sono incommentabili. Cioè, io mi chiedo veramente, innanzitutto, chi sono quei giornalisti che ogni volta li mettono online. Questo è leggo.it, autorevole testata giornalistica. Sì, ma non esiste. Ma secondo, chi sono quelle persone che vanno a prendere, vanno a leggerle e commentarle in radio, noi. Cioè, è veramente un mondo al contrario tutto questo, perché in un mondo normale tutto questo non accadrebbe, no? Ecco. Neanche su Radio Libertà, pazzesco. E invece vabbè, ma Scogna, ma Scogna, Gazza, ma io chiedo scusa, cioè, se ti innamori di una ragazza e poi vedi la sua bellissima madre e ti innamori anche di lei, c'è qualcosa di male in questo, no? Ha praticato la classica legge della maniglia? Vabbè, Gazzo, tu che sei un giurista, non applichi la legge della maniglia, dai. Io vado a messa ogni domenica. Rispetto tu sei un comunista, non puoi essere cattolico, devi essere ateo. Sì, ma sono un po' atipico io, un po' di qua, un po' di là. Come la transvista che ha di Pringles nei suoi supermercati. Sì, esatto. Sono fatto così, capito? Comunque, Gazzo, cioè io non capisco, cioè, a te dà fastidio, va bene che può darti fastidio, però di fatto hanno fatto del male a qualcuno? No. E allora, perché alla ti devi scandalizzare così tanto? Al buon costume. Il buon costume, la pubblica morale. Ma la morale è un concetto relativo. Vabbè, però non deve essere cioè, preso... quello che per te è morale, per me sono gli schizzi di un conservatore. Cos'è che dicevi? Figli di Satana, quel gruppo lì, non so, tutto strano. Vabbè, lui comunque ha il diritto di criticare queste scelte di vita. Io non condivido, però per carità, siamo in un paese libero, democratico, ahimè, quindi questo è quanto. Cioè, lo vedi, è proprio non ce la fa a non far entrare proprio tutta la sua parte più conservatrice, più... Ma Vittorio, siamo cresciuti con certi valori, certi dogmi. Tu sei cresciuto con certi valori. Noi abbiamo dei valori molto importanti, cugino. Esatto, io da grande amante della libertà dico che magari una cosa che non farei, però non mi metto a questioni criticare morali che non esistono. Ma la morale non dovrebbe esistere, civile, cioè... poi in un paese incivile può esistere moralità totale. Ma assolutamente. Benissimo, signori, abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, una puntata tranquilla in cui abbiamo parlato principalmente della nostra avventura abbastanza da rockstar a cui tu hai fatto parte solo per metà. Signori, speriamo che questa puntata vi sia piaciuta, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo se ce ne verrà data la possibilità. Gaz, altre cose da dire? Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. Hai gradito il regalo? Molto. Lo porterai a casa? Lo terrai a casa? Sì. Dai, prossima volta vieni anche vieni con noi nel prossimo viaggio sovietico. Esatto. Cugino, a settimana prossima e come sempre, viva i piedi! Avete ascoltato I Barbari Eleganti. Stai ascoltando Radio Libertà, la